Amici di Videotelecarnia, buonasera. Questa sera ci troviamo a Paluzza e siamo venuti a curiosare anche quest'anno tra le strade e i vicoli di questo bel paese dell'Alto But, e in particolare siamo venuti a curiosare il Palio das Chiaroggioles, edizione numero 29 per questa manifestazione che ormai è una tradizione da queste parti, e staremo a vedere chi vincerà quest'anno dopo la vittoria di Place la scorsa edizione, dopo una lunga egemonia di Somavilla che ha vinto per ben 10 anni di fila. Quindi andremo a curiosare tra i borghi, tra i chioschi, chiederemo alla gente cosa ne pensa di questa manifestazione e naturalmente seguiremo il palio. Buon divertimento! Grazie. Quest'anno per la crisi non abbiamo il chirichetto, speriamo il prossimo anno sia meglio. Faccio io le chirichetto. Faccio a lei la chirichetto, grazie. Grazie. Ora continuiamo per il nostro pellegrinaggio. Dobbiamo chiedere a Giovanni qual è lo spirito che la contrada vi fa così tenere duro in questi anni ed essere ancora presente. Beh, ogni anno cerchiamo di partecipare al palio, anche se non ci sorregga così tanto, cerchiamo di fare il possibile e fare tutti i giorni. Bene. Grazie Giovanni, ricordo che la contrada del Padova, perché per molti anni ha vinto il palio, c'è stato un ricambio generazionale, sono arrivati tutti. Buongiorno a tutti, Gaia ha già detto molto, ci sentiamo un po' gasati perché abbiamo anche il nostro simbolo che è qua in piazza, che è la Torate. La nostra frazione è quella più vicina al capoluogo, no? E noi cerchiamo di tenerci su, non ci limitiamo a trovarci solo per il palio, ma teniamo viva il sodalizio anche per le cipoline e altre attività. E oggi siamo qua, siamo i vincitori uscenti del palio. Ci riproponiamo e cerchiamo di portarlo a casa di nuovo, e grazie di tutto e buona festa, buon palio. Bene, sarà un buon palio per tutti. Grazie a Tiziano e a tutto il suo gruppo. Bene, grazie a voi, colui di nuovo, che è stato
Ma direi, dopo una brevissima ricerca con fondamenti anche storici della tradizione che ho lasciato nell'appunto, quello che più mi ha colpito è l'uso che se ne faceva un tempo, intorno agli anni 30-50, per cui nella processione del Venerdì Santo, dove la crasule vuole evocare il terremoto che seguì alla morte di Cristo, nella processione, quando si passava in bombe da Bosch, degli uomini invisibili, complici le tenebre, cominciavano a suonare la crasule mettendo in vibrazione tutta la valle. Bene! Volevo sottolineare, come ha detto anche prima la ragazza giovane che abbiamo voluto fare oggi i DJ con i Flash, che non so se tutti sanno cos'è, sono delle foglie di alberi verdi che vengono essiccate e venivano date alla capra, che abbiamo portato qua oggi, la capretta Mina. Facciamo sfilare, sfileranno le nostre miss, abbiamo anche miss capretta. La capretta che viene venuta per sostenere la famiglia con il suo latte e i bambini che abbiamo oggi, che durante comunque questa stagione erano le nostre donne che tenevano sempre la famiglia unita e portava avanti. Abbiamo anche il nostro speciale che dà l'allegria sempre a noi. Per questo territorio nazionale, splendida raccolta di strumenti musicali antichi, dedicata principalmente agli strumenti di tastiera, frutto della passione e della dedizione del maestro Canciani. Paula, viene da lavorare, la smog, affascia con l'English, la I, ingegnosa, è un gruppo bravo, a sonno l'olio da tradisce. Venite a cantarnos ai machini, così aspettavo un lungo invito. Grazie. Grazie per venire a Mario, loro qui dietro la visita. Credo che sia sufficiente questo. Andrea Di Centa, uno degli organizzatori dei Giovens di Kent di questa manifestazione. Andrea, ogni anno è sempre più difficile cercare di organizzare queste manifestazioni, però anche per quest'anno ce l'avete fatta. Sì, beh, ma io non utilizzerei il sempre più difficile, credo che sia il piacere di fare le cose che deve poi comandare il pensiero delle persone che hanno voglia di mettersi a disposizione di fare le cose, per cui sì, con difficoltà ma con passione e piacere, anche con felicità direi. Scusa, non parlo solo per me ma parlo anche di tutti i miei collaboratori. Per assurdo è più difficile reperire soldi o fondi per coprire le spese, o è più difficile trovare volontari che si dedichino per diverso tempo a questa organizzazione? Ma un po' tutte e due le cose, ma forse la parte economica, se vogliamo, sì, può essere
pesante, può condizionare un palinsesto, un programma, però poi se le persone non ci sono credo che questa sia una difficoltà maggiore. Naturalmente la cosa migliore è il tempo, che quindi direi che oggi dovrebbe procedere tutto secondo le regole. Sì, però se questo primo pomeriggio sì, è bello, però come sempre se c'è troppo caldo la gente esce poco di casa, quindi non si sa mai qual è l'equilibrio giusto. Però credo che più avanti nella serata la gente verrà, perché il clou della serata, della giornata deve ancora venire, e noi abbiamo in qualche modo anche un po' allungato il programma, e quindi essendo anche più diluito la gente ha scelto anche delle cose diverse, prima una cosa piuttosto che un'altra, ma sicuramente il momento del palio sarà dove la gente sarà più presente. Quindi questo, se vogliamo anche raccontare a cosa ci siamo ispirati, in qualche modo è una delle cose che si faceva un tempo, era raccogliere la legna nei fiumi, per cui avete ipotizzato che questo sia un fiume che viene attraversato dai nostri concorrenti e che poi prendono la legna e lo portano. Questa è l'ispirazione che abbiamo avuto per questo gioco, che è simpatico, credo piacevole. Possiamo andare avanti ancora un po' e poi avremo lo stop e poi procederemo al conteggio delle ciurines. Quindi vediamo se riesco a recuperare. Perfetto, allora attenzione, meno 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop, ok, 2, 1, via! Beh, insomma, no? Mi sa che... Fermo lì, ok, adesso lui può tornare di qua. Bene, vedo che... sono veloci, Vedo che galoppano. Allora, sicuramente... Manca ancora un minuto circa. Mancano 30 secondi, quindi potremo anche iniziare a scaldarci le mani per fare l'ultimo passaggio alle ultime ciurines. Allora attenzione, meno 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ecco, uscite quelli che sono dentro, poi era buona, ok, chiuso.
Buongiorno. Buondì. Siamo pronti? Ah, siamo pronti, sì, dai. Vino già fatto? E qualche prova, sì. Ah, con Jans E come palio? Sì. Sì, all'LTS per me, sì, sì. E Piazza Menz, che Artigians, ben o vini migliorare? Vini migliorare, sicuramente, sì. Quindi ci sei allenato, sicuro? Sì, sì, sì. Tutto a posto? Sì, 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 tutto a posto, dai. Sì, chiamaste, dai, spero che vada bene. Bocca al lupo. È dura, ma grazie mille, dai. È la contrada di Vicente con Silverio Andrea e Roma Samuele. In caso se voi mi dice Andrea, sarà sicuro la scelta. Andrea, ok? Quindi colpo secco, pronto? 5. Allora Samuele, anche per quest'anno ce l'abbiamo fatta? Sì, sì, bene. Siamo andati un po' lenti perché non abbiamo provato quasi niente. Infatti. Il legno com'era? Più duro, no? Hanno detto rispetto agli altri anni. Secondo me era meglio dall'altra parte. Perché se tu lo guardi è più spaccato di là. A me umidità, quindi la densità è un po' maggiore e la porti via meglio. È colpa sua perché ha scelto questa parte. Ha scelto questo, non so perché. È giovane, incompetente. No, gliel'ha detto qualcuno. Hai sbagliato? No, anzi, secondo me era la scelta giusta. Tanto da una parte va dall'altra. Però... Allora Mirko, durissima però comunque davanti a tanta gente è una bella festa, una bella prova. Una roba... Mai provare una roba del genere. Dura veramente? Durissima. Avevi fatto prove prima? No, non lo pensi sempre in dolce ogni anno per fare. Però quest'anno è un inferno, non finisce più. Prossimo anno? Non vengo, voi farete. Ciao!
Allora, anche quest'anno mi sa mai che è là del Benon, quindi grande merito voi, ma anche al seu. Che sì, è la prima roba che... Lo vedi anche prestata agli avversari, perché purtroppo ha avuto un intoppo. I fratelli. Sì, è giusto, sì, insomma. Rispetto all'anno passato, Pluifadia ormai avete chiappato mano. No, è Pluifadia che stanno, sì. Quindi anche il Len ha voluto tanto. Sì, allora è il duro. E l'allenamento. Allora Fruz, fa dire però di Jerez una bella soddisfazione. Sì, è sempre bella qui. Chiatarci in compagnia, più amici. Bevi dos birras ovviamente. Prima o dopo la gara? Prima e dopo. Prima per carburare, dopo per passare la fatica. Ma spiegami la vostra tecnica diversa di che hai, ce l'avete inventate? Non vi pensate di fare come che si fa con una motosega. Là non è bene dopo tagliare di create. Non sapete se ha funzionato o meno. Non vi provate. Come si è al bar? No, io sono a casa. Tranquillamente. Allora Fruz, dure? Durissime, quest'anno è proprio state selettive. Però mi sa me che come sempre fate sempre i teams, non sai se è il mio fin come ma mi sa me che si lazza a le svue. Sì, no, beh no, abbiamo un buon macchinare che è. Sì, ma il macchinare non le sono vogliono anche i braccia, è flat. Io, come aveva finito tutto, sia braccia che flat, come fin straks. Boh, perché stanno pensando di tornare a poter vincere il palio? Ma, sarebbe bene. Insomma, i teams sono da ragione, festeggiare. Bis allora. Sì. Prima bevi, non mi piace.
Allora, durissime veramente duro, però sono stato bravo perché i team sono tra i miei. Sì. E bisogna che facessi che i più giovani sono dico, no? Perché qui città che là sulla sessantina. Beh, però sanno le ricambio, bisogna tirare su che i giovani. Sì, non. Sei contento perché allora come 15 anni che ne facevi e mi sei chiamato di non. Rischi di cambiare formazione all'ultimo momento? L'ultimo momento. Problema tecnico? Problema tecnico, esatto. Ci molto esalata, buono. Allora non, perché qui era preparato per il FAU e là non. Vicino agli altri concorrenti, 10° posto per Monai, al 3° posto con il tempo di 1 minuto 15 secondi 11 centesimi, quindi solo 3 secondi meno del quarto e del quinto. Al 3° posto Sopraville con Maieron Igor e Punter Emanuele, che non avevano vinto la loro sfida con l'avversario di turno, ma entrambi sono finiti sul podio. Qui è stata un'ultima manche molto significativa. E adesso allora, secondo posto, signori, siamo con il tempo di 1 minuto 3 secondi e 26 centesimi. Penultima manche, la contraria di Place. La contraria di Terry e Tassotti Massimo. È il primo palio che il comune di Paolaro vince a Paluzza, il palio Nazione, la contraria di Inchiarotti. Attenzione alla bella foto insieme a Diego Naschig, Teria di Cividati. Allora mi dice il scusate. Disoccupato, ha perso il lavoro, è là su internet, cercava un lavoro come Menau, in Italia niente di scori. E è un Menau famoso in tutti il mondo, capisco? Il Beppi davanti a Chiaroi, però è 1,53 anni e al peso 50 kg. Mingerlin, all'area motosega, lama 40 cm. Però i cani dicono il mostro della Val di Caroio. È là su internet, ha trovato un lavoro in Canada, sul lago dell'Ontario. È partito e è andato in America. Arriva in America sul lago dell'Ontario, litios mostros di Menaus, alts 1,90 m, motosegas Oregon, lama su 1,40 m. Arriva il Paolarin, piccolo, 1,53 m, 50 kg spagnati. Lì, a 6 minuti perché lavoro di Menau, attaccato tutti a ridere. Dove va con quella motosega giocattolo, si vergogni, qui non si gioca e dice che l'America no. A sei di Paolaro, a sei terrore davanti a Caroi, mettevi alla prova, mo! Vada fino a mezzogiorno e dopo lo mandiamo a casa con l'ospitata sta culo. È partito il mostro della Val di Caroio, con la motosega mini a tavoli che gli arbori come che faiarli prima, rompa stile crodi, zan, come Rambo, non si fermava più, a mezzogiorno tutti a pranzo, e il Paolarin, cogitai taglio, non si fermava più, oh un drago, un mostro, finita la giornata, fermatelo, lo sapi, aveva dato una monta persona, allora via il capo squadre, e i complimenti, ma lei è un mostro, io lo assumo immediatamente, grazie sul capo, grazie. Ha lavorato ancora all'estero? Sì, tanti anni fa. Dove? In Africa. Dove in Africa? Nel Sahara. Guardi che Sahara è un deserto. Becumò. Grazie. Maieron Michele e De Toni Manuel. Allora Ville, scusa un attimo, nella parte, la prima corsia.
Comavile alla seconda corsia. Montaibe alla terza. Cleules con punta il Mosè e punta l'Ervin. Ecco che sta arrivando Place. Cleules sta arrivando, possiamo andare avanti. Monai con Stua William e De Crignis Hermes. Questo a destinazione. Indicando entrata anche l'ultima contrada. Le contrade sono pronte. Quando arrivano alla postazione iniziale devono alzare la mano. Ecco che sono arrivate, si posizionano qua. A seguire, dopo il palio da chiama, due donne che trasportano sulla tiarogiola un fascio di fieno. Il giro sarà inferiore rispetto a... Al terzo posto la contrada da Ville. Siamo sul podio dopo il terzo posto, il secondo, la contrada di Liu Schule Tausie. Samparo Matteo e Flora Stefano. E vincitori del palio da chiame sono due fratelli che portano il cognome Puntel della contrada di Lernes. No, neanche parenti. Allora, mentre... Allora, si parla di Paluzza, si parla inevitabilmente della presenza sempre piacevole di Manuela. Manuela, buonasera. Ciao. Paluzza, sempre un successo questa manifestazione. Beh, bella perché è partecipata tanto, bella perché è noi stessi, e nei vari momenti, le donne, i bambini, i giochi, che semplicemente rappresentano questi confronti, rappresentano sì in forma di gioco, ma rappresentano tradizioni, storie, mettersi insieme, cercare di fare e anche mantenere quelle che sono tradizioni, non so, i Shaolins, ma qui sai le hai Shaolins? No, cioè, non è che, anche se ha il pilon, no? Cioè, non è che no, come la motosega, facile, no? È un modo di stare insieme, poi la bellezza per me
Intanto i complimenti ai Giovis di Chieti, perché il volontariato è eccezionale, devo dire, è unito a un entusiasmo che è alle stelle, bravi, e quest'anno qui a Paluzza una cosa bellissima che ho visto, tanta gente dall'estero, sono tornati dal Canada, da Filadelfia, dalla Francia, tanta gente che non avevo mai visto, nostra gente, oriundi da qua, sono tornati, e anche tanta gente da paesi diversi dall'Italia che in qualche modo sono legati a Paluzza e alla Carnia, sono qua oggi infatti c'è un pubblico che è eccezionale e questo è molto bello. Ecco, io credo che questo sia un modo importante per mantenere quello che sono le nostre radici, il nostro essere attraverso quello che hanno fatto i nostri vecchi, ed essere capaci a trasmettere poi a quei bambini che si divertono oggi, magari avere la voglia e la consapevolezza di sapere che cosa si sta facendo, che cosa si faceva un tempo, sotto forma di gioco, però sapere. Questo è molto bello. Ultima cosa, Manu, a casa non ti vedo, ma sei in splendida forma. Un pensierino a fare qualche gara tu il prossimo anno? No, grazie della domanda, è sempre bella questa domanda. Ogni cosa ha un suo momento, un suo tempo. E in questo momento è il tempo di riposare, di stare vicino a mio marito che ha avuto un grande incidente, di recuperare energie, e quello che non mi è mai mancato, ma che spesso a volte, come ci sono i momenti di difficoltà, bisogna tenerla stretta, è l'energia, l'entusiasmo e la gioia di vivere, perché quando c'è momenti difficili bisogna tenersela ancora più stretta. Adesso è il momento di fare questo, di stare tanto in famiglia e di cercare di guarire in fretta, e poi verranno altri momenti chiaramente, perché disnio pare che dopo la ploe venga il sorelli, dopo il sorelli torna la ploe, perché Casanova la ploe ne duzzec, no? E quindi anche con questa filosofia semplice ma vera, che è quella della vita, si affrontano i vari momenti, i momenti di competizione, i momenti di giù, i momenti di su, e i momenti in cui bisogna prendere con delicatezza quelle che sono le difficoltà e piano piano risolvere. Sempre da Carnici comunque, ricordiamolo. Sì, però un carnico aperto. Moderno. A Digin come cosmopolita, no? Un carnico che è cittadino del mondo come tutti gli altri, un carnico che forse, mi sento di dire, deve essere più consapevole delle sue capacità, della sua forza, perché abbiamo forza, abbiamo capacità, abbiamo grandi energie interiori come cultura, ricordiamolo. Ma come natura, sì, ma anche come persone. Le persone poi sono figlie di quello che è il territorio, la cultura, la famiglia, le nostre tradizioni, la nostra storia, le nostre portatrici, la nostra guerra. Siamo figli di tutto questo, no? Dobbiamo viverlo, portarlo con noi e viverlo con l'entusiasmo che ci serva in positivo per il futuro. Questo è. Grazie Manu e buon proseguimento. E ciao Mandi, ciao. Eccole che arrivano, Bargaun con Fritozzi e Lisa, Soma Vive, con Morassi Daniele e Romanino Paola, Cleules con Ponte Tiziana e Dorotea Sara, e per concludere Miller con Bonanni Inde, Iris e Modale Laura. Hanno appoggiato il pieno sulla carosole, adesso col Saulin devono legarlo e come per il palo e la fiamme devono ritornare. È partita la contrada di Vile, a seguire forza Riusciule Tausi e forza! Io mi allontano per vederle ritornare.
Poi abbiamo Contact, dovete tagliare. Seguire. Contact e Dile. L'ultimo sforzo. L'ultima contrada. Qui c'è uno sprint incredibile. Mentre i eroi, le leggende. Forza Pioi, forza attraversare, se no... Ed ecco Cleuris all'8° posto. In ginocchio. Non sei stufa di vincere ogni volta? Quest'anno era insperato, ma anche mal che avevi la Paola che mi ha aiutato perché se no, però ben si contente. Paoletta, beh non, dura, però sono state brave. Però mi sa me, no? Che ieri un tic cui cagareggiata, ande di giovanissime non de. Io de di tirare su. Non fa di che io lascerei sempre il puoi spardile, ma non hanno stati a Corea 9. Quindi ci il prossimo anno. Tutte però. Manco il giovane, non avete. È buon però. Vuole resti dos giovenutes. Però. La tirare su, dai. Scettini i figlioli, no? Dei 4. Bocca al lupo. Grazie. Allora siamo con la nostra campioncina che sta crescendo, Lisa Vittozzi. Lisa, tu sei di Sappada, cosa ci fai a Paluzza? Mi hanno ingaggiata perché mancava una ragazza che non ha potuto venire, e allora sono venuta io. Ti piace questa manifestazione? Sì, è molto bella. Voi a Sappada siete abituati comunque a manifestazioni importanti, sì, però sì. È bello che una di Sappada sia venuta a darci una mano. Sì, dai, è una bella occasione per uno scambio di culture così. Senti una cosa, passando invece a una cosa un po' più seria, come va la preparazione in futuro in vista dell'inverno prossimo, per te è molto importante? Sta andando molto bene, mi sto allenando bene con gli allenatori così. Appuntamento principale? Quest'anno i mondiali negli Stati Uniti. In bocca al lupo Lisa e magari ci vediamo il prossimo anno. Crepi. Siamo cittadini grandi. Posto la contraria la Vile. Andiamo al secondo posto, la contraria di Contact. Eccomi qua. E finisce il palio da un tecnico Pirogine. L'ennesima squadra di oggi che vince il suo primo palio nel 2013, la contraria di Sovaviglie. Allora, siamo con la padrona di casa, sindaco di Paluzza, Elia Vezzi. Elia, come sempre Paluzza regala sempre emozioni, un palio sempre ricco di persone, quindi per Paluzza direi che è ottimo. Sì, anche oggi devo dire un grandissimo successo, tante persone a vedere questo palio che è sempre ricco di nuove emozioni e di nuove iniziative. Con Andrea Di Centa, uno degli organizzatori, parlavamo delle difficoltà che ogni anno trova l'organizzazione. Il comune però bisogna dire che è sempre vicino, nelle difficoltà un occhio di riguardo sempre per il palio. Sì, indubbiamente un occhio di riguardo per il palio c'è sempre perché è una delle più importanti manifestazioni del comune ed è anche giusto che l'amministrazione sostenga non solo economicamente ma anche con l'aiuto, con un contributo logistico, insomma, gli organizzatori del palio che si danno sempre da fare in misura indescrivibile. Piccola parentesi, per te quinto palio, prossimo anno ci riproviamo? Assolutamente sì. In bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie. La contrada vincente, Nicoletta di Ronco ed è la famiglia della mamma del Coglieno.
direi che qui va bene. 4, 4, 4, 4, 4. Bene, vorrebbe un 20. La mattina tutta la sfila per la contrada di Chiaule è la concorrente numero 2, ha 20 anni ed è attualmente 65. Ed è di nuovo a Manfredi e alla fotografia. A Camone e a Marco Gieri che ci hanno assistito in regia, grazie, facciamo loro un applauso. Si unisce a quello della Miss Inglese. Una giuria unanime, 5, 5, 5, 5, 5 per 5, 25. Dobbiamo andare veloci, oggi. La terza concorrente è Katia Cazzotta, sfila per la contrada di Monte da Coach, ha 17 anni ed è alta 1,60 m. Prevede il metodo scientifico e come hobby si dedica alla fotografia, alla danza e all'arrampicata. Puoi dare doni a chi vuole. 5, 4, 4, 4, 4. 21 per la Gomme da Coach con Katia Plazzotta. Elisa Fabiani sfila per la contrada di Chiaroi per il numero 4. Ha 22 anni ed è alta 1,63 m. Frequenta il secondo anno di scienze della formazione primaria, le piace leggere ma soprattutto viaggiare. La giuria è pronta? 5, 5, 4, 4, 4. totale 22. La prossima. Concorrente numero 5, Ilenia Cagliaro, sfila per il Schule Tausie, ha 16 anni, è alta 1,65 m. Dentro anche l'acqua io, Hai anche l'acqua dentro. Chi devi lavare? Che adesso vedremo. Prego giuria. 5, 5, 5, 4, 4. Siamo a 23, un ottimo punteggio. Per par da un Chiara del Bo, ha 19 anni ed è alta 1,76 m. Inizia frequentando l'università. Ha qualcosa di diverso del coach? Anche per lei vale la consegna dopo la votazione. Anche minuto. Ancora indietro. Giuria. 4, 4, 4, 4, 4. Anais Quaglia sfila per la contrada di Place. È una studentessa di 18 anni, è alta 1,61 m. Come hobby ha la corsa e lo sci. Anche lei è chiamata una amica. Giuria. 5, 5, 4, 4, 5. 23 punti per Anais. Fabia Zampolo sfila per la contrada di Concaide. Ha 24 anni ed è alta 1,65 m. La maggiore consistente la giuria è pronta. 4, 4, 4, 4, 4. Per 3 sfila Veronica Cortolezzi con il numero 9. Ha 16 anni ed è alta 1,55 m. Frequenta il tecnico biologico e come attività pratica la corsa in montagna e è appassionata di fisica. Bene, abbiamo il voto anche per lei. Giuria. 4, 5, 4, 4, 4. Abbiamo 21 punti. Per la contrada di Ville sfila la concorrente numero 10, Giulia Lazzara. Addirittura con 2 Collaboratrice all'interno dell'organizzazione. La giuria può votare. 5, 5, 4, 4, 4. Abbiamo 22 punti e vediamo
che punti prende oggi? La concorrente numero 11 è la Pozzo Gioli, sfida dei comunali, presenza di memoria dell'età ed è alta 1,72 m. La giuria è pronta, anche questa volta unanime. 20 punti. 4, 4, 4, 4, 4. 4. Ovviamente prenderemo anche i migliori tempi nelle contrade, i tempi successivi, una preghiera, prestare un po' di attenzione nella fase di partenza per tutte le contrade per evitare i tempi. Io volevo riprendere il filo dicendo che la vincitrice scelta i centrali sicuramente non accompagnano i secondi professionisti le prime tre favorite stanno già davanti. Il Mario che come aveva anticipato vede al comando il sulle tracce,
squadre in pochissimi secondi. Il secondo posto di Ushul e dal terzo sono Allora 5 i campioni di Ville dal Palio 2013, Michael. Più dure voi o più dure in gare dal biathlon? Voi per giudice voi le cinture a gara di voi binore, voi siete andati al limit. Cioè voi tutti siete risparmiati voi binore per vinci voi? Sì, sì. Qual è il passaggio più difficile da gara? Assai impossibile, però la discesa per tornare in place. Adesso a me tu dici alla fine discese, in realtà non sto più forza di tenere su dretta. Come l'hai già festeggiato, vedo già prevenuto acqua, poi scaramanzino vai preparando? No, non mi preparano perché non è bene, insomma, ci va per l'ordine, perché il palio non si sa mai. Comunque complimentiamo la prima frazione di Baldo e Stefano perché grazie a loro e vinto. All'importanza ridotto il print top. Il print top sì, la voglio, è importante. Partì nono, se ne va a vinci, noi non pensavi neanche io. Buone feste! Grazie, grazie. Sta arrivando anche Pontaide. Rendi, Considerando che le altre due si sono ritirate. Facciamo un grande, enorme applauso ai vincitori del Palio 2013, la contraria di Ville! Allora siamo con Gaia Nodale. Allora Gaietta, com'è andata questa ennesima tua presentazione? Direi bene. È la mia seconda volta, quindi direi bene, meglio dell'anno scorso sicuramente, ho fatto meno fatica, comunque l'emozione penso ci sia sempre e per me il Palio credo sia emozionante sia per il pubblico che per noi che viviamo a Paluzza. Tanta gente, quindi direi per tutti appuntamento al prossimo anno sempre con Gaia. Appuntamento al prossimo anno, con Gaia ve lo lascio in sospeso, ci mettiamo un punto di domanda. Grazie. A voi, ciao. La terza classificata è la contraria di Somaville. E anche i nomi di questi atleti li possiamo elencare. Vincetta Barri, Fernando Michele, Orazio Erika Dei, il secondo posto va alla contrada di Ushul e Bausi al secondo posto. Hanno preceduto la contrada terza classificata di un solo secondo. In volata. Memori dell'infortunio, tra virgolette, a corso nel 2012, quest'anno hanno comunque conquistato uno stupendo secondo posto. Bravi e complimenti. Dite un passo avanti. E allora.
palio. Poi ai vincitori il trofeo Portatrici Carniche, che è la seconda edizione, dovrebbe arrivare. La scultura in legno che rimane per il secondo anno Vile, dovrebbe arrivare breve, eccolo che sta arrivando, e quindi premi tu perché insieme che non ce la farebbe mai. Questo è il premio per il secondo anno consecutivo che va a Vile, se lo vincono ancora per il terzo anno rimarrà nella contrada. Il sindaco consegna Aldo il più vecchio. Bene, ci manca